Mele, oltre 50 nuove varietà, ma per quali bisogni? E questa è la domanda che si pone Roberto Della Casa a seguito della visita a Interpoma, fiera biennale dedicata alla mela. Negli ultimi 30 anni, dice, la varietà e l'offerta di questo prodotto sono sfuggite di mano. La questione, secondo il suo parere, sta appunto proprio nelle particolarità di ogni singolo frutto, il quale riesce a distinguersi in gusto o come in colore e forma, oltre naturalmente nelle caratteristiche tipiche della polpa, dove caratteristiche sono croccantezza, succosità, farinosità dai diversi gradi e combinazioni che fanno differenziare e preferire i diversi tipi proposti. L'interrogativo che Della Casa si pone riguarda il metodo grazie al quale poter rendere disponibile tutta questa nuova gamma ai consumatori sui banchi dei supermercati. Spesso gli spazi espositivi sono insufficienti per le varietà già esistenti. Siamo di fronte a un nuovo caso di Romagna peschicola? Ci si ritroverà pure nell'arco alpino dinanzi ad una graduale riduzione di domanda di mele? L'attenzione, secondo Della Casa, dovrà concentrarsi sulla programmazione dell'offerta dell'apprezzato frutto.